baracca perché non si poteva stare sotto la tenda perché pioveva e le tende non erano militari e ci pioveva dentro, così abbiamo dovuto farsi la baracca, comprarsi il box, poi vicino al box abbiamo fatto la baracca, vicino alla baracca un'altra baracca per la legna, un'altra baracchina per la stufa e tutte queste cose perché si era in 7 coi bambini, coi vecchi. La nuova casa la vorrei rifare qua se fosse possibile. Se non altro sia ai bambini sia ai figli bisogna lavorare per loro, per noi ormai è finita, ma bisogna vedere per i bambini che i bambini poveri sono innocenti e sono senza niente su una strada e hanno bisogno del pane ogni giorno. È una terra che il 6 maggio alle 9 della sera è stata scossa dal terremoto. Sono state squassate anche le montagne che a nord chiudevano immobili l'orizzonte. 1000 morti, 41 paesi interamente distrutti, oltre 500.000 abitanti colpiti. Adesso è il dopo terremoto. Il Friuli, una terra povera di emigrazione, è più povera. Nessuno ha dimenticato i giorni della paura, ma ora si sa che si può vivere con il terremoto. La gente è attaccata al luogo, la gente è nata qui e qui credo che moriranno, siano i vecchi, di bisnonni a noi e anche ai bambini ormai non hanno quella di abbandonare il posto. È una terra che amano proprio sul serio. È stata ingrata ma è stata anche generosa con loro e allora la gente, e io compreso, non si vuole abbandonare questo posto. Le ruspe hanno creato grandi spazi bianchi dove c'erano case. I paesi sono mucchi di sassi, macerie. Accanto alle macerie, le baracche, che ufficialmente si chiamano prefabbricati. Ospitano 80.000 friulani, quelli che non sono morti nelle case e nelle strade, quelli che non hanno ripreso la strada dell'emigrazione. Nei paesi di baracche, le comunità disgregate conoscono il caldo e il vento, l'umidità che sale dalla terra, la mancanza di intimità familiare. E oramai, io ho 54 anni, e la femmina è rovinata, 10 anni poi, e non sai io, comunque si fa a tirare in avanti. La via che è chiaro che non si andava via, e sono loro come bella stagione, si può anche stare dentro, ma che d'inverno, al corraio di bande di qua e di là, senza riscaldamento, senza un spoiler. Devi provare prima, soldanare, devi provare prima di la soldanare. Per miseria di lavoro. Non sai io, dopo sono stati i diluvioni, dopo non è, come è venuta questa, sai io. Aspettando i piani di ricostruzione, molti rappezzano alla meglio la vecchia casa. I friulani soffrono da sempre del male della pietra e riprendono a costruire con le proprie mani, con le proprie forze, mentre ascoltano parole che non sono mattoni. È ripreso il lavoro nelle fabbriche e nei campi. Il lavoro è la sola risorsa di una gente che per una lunga stagione è stata popolo delle macerie, ma non vuole restare, per un tempo ancora più lungo, popolo delle baracche. È una gente in bilico tra speranza e sfiducia. Se l'Italia è in deficit, come in realtà è, non si può ricostruire, perché se chiedono soldi dappertutto, come si può ricostruire un Friuli che ci vogliono migliaia di miliardi? E questo, perciò le baracche ci sono, rimarranno così. Da quella sera di maggio i friulani si portano dentro i giorni del terremoto, quelli delle tendopoli, i giorni della deportazione nella propria terra. E sotto non hanno, chissà quanti che ci sono sotto. Mia cognata deve essere nello stabilimento, è rimasta schiacciata. Ce ne tanti da giù sotto. Tutti i ragazzi che erano a lavorare. Ero lì assieme ai miei bambini in cucina quando ho sentito la prima scossa. Naturalmente i bambini sono curiosi, sono corsi fuori sull'atrio. Io sono andata con loro. Non ho fatto tempo a uscire, che ho sentito un'altra scossa forte, li ho abbracciati e ci siamo trovati per terra stesi tutti e tre. Piccolo aveva 10 anni
era rimasto più giù e si vede una trave di cemento, lo ha come soffocato. Io dicevo, vedete che adesso vengono a prenderci, il papà ci cerca, ci lasciano qua sotto. E il piccolo invece piano piano me lo sentivo sempre meno, fino che ho sentito i soccorsi veramente. Abbiamo cominciato noi due a gridare a tutta gola. E il grande diceva, grida anche tu Federico. E io dicevo, lascialo che dormi Leone, lui. Sai che a lui piace dormire. Sto buono, lascialo dormire. È tanto stanco. Adesso mi trovo senza i miei piccinini. A un certo momento ero in casa di mio zio e ho sentito una grandissima vibrazione. Mi sono buttato fuori in strada, ma non ce l'ho fatta a scansare i cornicioni e mi sono sentito rifare addosso tutto. E ho sentito la gamba che mi ha ceduto, non ce la facevo trascinarmi. Un grande fumo, urla, grida, tutto buio, non si riusciva neanche a respirare. Questo qua, lo metta qua, lo metta vicino. Adesso ti portiamo dalla tua mammina, eh? E vedrai che passa tutto. Dopo andate al mare, passare le vacanze. Ti piace il mare? Tira via questa roba qua. Adesso, che vamos a... Federica? Sei il papà di Sonia. Sta ferma che vieni con me, adesso? Federica, sta tu bene? Boh, sta brava, come vieni, adesso? Sta brava. Attenzione. Di Raimondo Anna in Buscemi. Ascoltaci, oh Signore. Buscemi Caterina. Ascoltaci, oh Signore. Buscemi Salvatore. Ascoltaci, Signore. Danelutti Giusi. Ascoltaci, Signore. Tofoletto Maria in Costantini. Ascoltaci, oh Signore. Costantini Giuseppe. Ascoltaci, oh Signore. Quindi, coraggio e l'invenando. Il Signore non chiude. In tutto e perduto. Le tendopoli, un rifugio troppo lungo per una comunità disgregata. Un telo sul capo con il caldo dell'estate e le grandi piogge di una stagione impietosa, con l'inverno che è sceso presto dalle montagne. I disagi della vita in comune, della pubblica assistenza, con il freddo, le malattie, i morti. La disperazione che diventa protesta e volontà di rinascita. Le popolazioni di questi paesi non vogliono che la tua visita resti inutile. Ti devi sentire corresponsabile come capo di governo e come politicamente legato alla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. La regione ha affidato gli appalti di costruzione e ogni intervento di emergenza a ditte private locali, Coris. Ritardano la consegna e l'installazione delle baracche. Piove, ma non si pensava che sto vento venisse forte. Dopo mi urlando, buttavi giù le case, l'acqua per terra. Tutti bagnati, scampati tutti i vestiti qua dentro. E quello che non è stato qui, Benedetto, roba di non saper neanche raccontarle. Non mi fa né cosa sì. Sarebbe una cosa da vergognarsi, sono di già 4 mesi che viviamo nelle tende. Poi i terremoti di settembre, evacuazione. Le tende non sono più un rifugio, le promesse di baracche restano promesse, le riparazioni delle case sono saltate. I terremotati, costretti all'esodo verso il litorale, come un esercito cui non si offre alternativa diversa dalla ritirata. Verso il mare, con il rimpianto per i paesi lasciati alle spalle, i mucchi di travi e sassi che erano case popolares. Molti non partono, restano ancora in tenda, nei porcili o in vagone,
quasi una sfida per il futuro di questa terra. Subito per il terremoto del 15 settembre, Zamberletti aveva fatto la richiesta di portare a Graro, Bibbione, la gente. Da qui hanno preferito rimanere sotto la tenda e non sono andato una sola persona, è andata a Bibbione. Una terra diversa, generosa e povera. Anche nelle vallate più lontane, spopolate dall'emigrazione, la volontà di restare. Ogni persona è legata al proprio paese, è nata e vorrebbe rimanerci per sempre, cioè, almeno fino a che è possibile. Qua abbiamo il terreno, se una persona dopo il lavoro, la sera oppure il sabato, se ha intenzione di vangare un po' di terreno, insomma, un po' di patate, un po' di gran turco, invece di comprarlo ce l'ha da solo, oppure la verdura, qualsiasi cosa. Questo è il fatto. Che invece in città, cosa succede? In città non è altro che una stanza come una bestia da allevamento, la stessa cosa. La mettono dentro, ingrassa e muore. Così. Invece qua cerchiamo di essere un po' più liberi. Cioè, fuori dal mondo, ma dentro il mondo. Aspettiamo appunto i geologi che ci indicano la zona, certo in certe borgate, per esempio come queste qua, non si potrà ricostruire, ma o qui sopra o più avanti, dalla parte di là, anche se le autorità vogliono portarci via, noi rimaniamo. E questo è il paese completo, non è solo la mia opinione. Le comunità friulane si interrogano sui tempi e i modi della rinascita. La Chiesa udinese è impegnata a cogliere i segni dei tempi. Allora, io dico, la Chiesa di adesso si è messa in ascolto del suo popolo e si accorge che il popolo è sempre tradito in fondo, è sempre sottomesso e quelli che dovrebbero servirlo non lo servono, cioè regione, cominciamo da comune, regione e Stato, non è a servizio, è difficilmente a servizio. Il Duomo di Gemona. Lavori di riparazione per trattenere quanto è possibile di una cultura da non disperdere. Il Duomo di Venzone, distrutto dal terremoto di settembre. Venzone e il suo centro storico sono un patrimonio artistico e culturale che appartiene all'Europa. Anche qui si può ricostruire. Io credo che si possa ricostruire, certo un sistema antisismico, e allora senz'altro noi ritorniamo qui. Non si può più come una volta, quei castelli, tipo bassa, il massimo scantinato, il primo piano, anche quello, il tetto di legno. Se è ben salvato proprio in cemento e ferro, non dovrebbe andare. Certo è stato un terremoto mai verificato, io credo, in tutta l'Europa. Mai verificato. Certamente prima bisogna fare le case, se è possibile fare le case, poi anche il Duomo. E anche tutte queste chiese che sono cadute, può ritornare come prima se è possibile, ma è una cosa troppo grossa. Occorre che la gente partecipi ad ogni livello per delineare il nuovo volto del Friuli. Occorre creare una classe dirigente friulana in grado di essere rispettosa del patrimonio di un popolo. Abbiamo partecipato alla raccolta delle 125.000 firme raccolte qua in Friuli per la proposta di legge popolare sulla università completa che dovrebbe essere istituita a Udine. Purtroppo il valore di queste firme non è stato preso in considerazione né dai politici locali e dal governo di Roma, e questo ci dispiace maggiormente perché esprime la volontà proprio di un popolo che crede in questo strumento di cultura e viene adesso, soprattutto dopo il terremoto, a limitarci come fatto di ricostruzione. Questa richiesta dell'Università Udine non deve essere considerata, come ritengono molti, soltanto un fatto di mero campanilismo, ma è una richiesta che prescinde da dati ben precisi. Si pensi infatti alla popolazione friulana, circa 945.000 abitanti, che è priva di università. L'idea di battermi per l'università friulana mi è venuta in Canada durante il periodo di emigrante. Io ho fatto 6 anni l'emigrante in Canada da operaia.
quando ero già laureato, avevo già anche vinto i concorsi. Notavo che la colonia italiana in generale, quindi anche i friulani, rappresentavano il livello di istruzione più basso, rappresentavano l'umanità con il livello di istruzione più basso di tutti. E erano i primi ad essere licenziati alla fine di stagione, gli ultimi ad essere assunti all'inizio, all'apertura della stagione. Ma l'umiliazione che subiva quella gente, la quale si qualificava con il suo stesso portamento, non appena si presentava, veniva giudicata quasi, potrei dire, fotografandola veniva giudicata. Faceva a me pensare che era delittuoso, era stato delittuoso da parte dello Stato lasciarli andare così allo sbaraglio con quel livello così basso di istruzione. Mentre le leggi sulla rinascita sono ancora parole scritte, la gente anticipa i piani di ricostruzione, sa quale deve essere il domani in Friuli. Il problema della ricostruzione lo vedo un po' grave, perché già gli edifici pubblici, scuola eccetera, sono stati progettati, sono stati finanziati, senza chiedere alla gente, al popolo, agli abitanti del comune come questa scuola l'avrebbero voluta, su che tipo e dove messa. Il problema poi è quello delle case. Noi vediamo che i soldi che propone lo Stato di darci per la ricostruzione delle case condizionerà a tal punto la costruzione di queste abitazioni così da far obbligare ad acquistare dei prefabbricati che vengono a incidere meno sul costo della casa, così che si viene a creare un paese tutto uguale, tutto simmetrico, con case a schiera, e quindi a rompere, a spezzare, a non ricostruire quei paesi alla stessa maniera con cui i nostri padri, i nostri nonni e i nostri antenati li hanno costruiti. Sono i 3 operai che lavorano e fanno per noi, per Vidoni e Tobia. Ma lei vuole stare qua? Non è che vuole andare via in un altro posto? Casa è sempre nostra casa, paese è sempre il nostro paese. Ognuno ama la sua terra, ognuno ama la sua casa, ognuno ama il suo Friuli. Basta.